cittadino algerino, Nabil noi lo chiamiamo, sposato con una cittadina italiana, stanziale qua nell'isola già da parecchi anni. Quanto si facevano pagare per questi viaggi della speranza? Le tariffe potevano variare, diciamo che per il documento falso erano solo 100 euro, poi cambiava a seconda se c'era bisogno di accoglienza all'atto dell'arrivo, se bisognava accompagnarlo in un paese estero, c'era un tariffario abbastanza delineato. Da quanto andava avanti? Beh, noi abbiamo certificato, l'attività è nata da pochi mesi, ma abbiamo certificato pagamenti effettuati all'organizzazione anche dal 2015. Ci sono dei contatti anche con la penisola, poi magari saremo più specifici successivamente. Ciao!